Trasmettere ai ragazzi di oggi la passione per la manualità. I veneziani, un popolo di gloriosi marinai, ma anche di laboriosi agricoltori. E proprio per avvicinare le giovani generazioni a questa storia, ricca di fascino e suggestione, il capitano Ferruccio Falconi, 92 anni compiuti il mese scorso, non ci ha pensato su due volte. Ha ristrutturato 2 appartamenti di sua proprietà al Lido di Venezia e ne ha creato un museo del mare in via Biagio Zulian, aperto alle scolaresche e visitabile da tutti gratuitamente. Io sono stato sempre rammaricato di vedere il calo della passione marinara dei veneziani e degli italiani tutti. Infatti su molte navi ci sono equipaggi stranieri. Noi si costruiscono le navi e le armano gli altri e gli armatori lucrano sui traffici, sulle bellezze dei nostri porti. Così Falconi ha concentrato molti oggetti, reperti e diverse rarità, con una particolarità. Una cosa singolare, qui tutti gli oggetti si possono toccare, sono vivi e quindi tutti gli oggetti in mostra sono esposti in uno scenario di dipinti che rappresentano gli ultimi 70 anni dello shipping internazionale ambientato a Venezia. Numerose le cose da vedere, tra cui Ci sono omaggi di marmo di Carrara dei fratelli Devoti, c'è il motore del Marinaretto, ultima nave scuola, c'è un sommergibile dei miei figlioli. un'impresa che è valsa al capitano il plauso nazionale e un attestato di benemerenza con medaglia d'oro per meriti nautici e ambientali a favore di Venezia da parte dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Gestiremo l'inaugurazione di questo bellissimo museo, non grande, una piccola perla che tutti i veneziani dovrebbero conoscere per trovare gli oggetti dei loro nonni, dei loro padri, della storia marittima e contadina di noi veneziani.